Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di martedì 27 dicembre 2022. È di 5 feriti il bilancio dell'incidente avvenuto la sera della vigilia di Natale a Busche, un frontale tra due auto verificatosi lungo la strada provinciale numero 1 attorno alle 18:30. Una persona è rimasta incastrata nell'abitacolo di una delle due vetture coinvolte, è necessario l'intervento dei pompieri per estrarla. Gli occupanti dei mezzi scontratisi sono stati portati all'ospedale per le cure del caso, fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. E sempre alla vigilia un frontale è avvenuto anche alla rotatoria di Anzù, impatto tra due SUV, 3 in questo caso le persone ferite estratte dalle lamiere dei mezzi. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri. Escursionisti bloccati dalla neve sul sentiero del Kaiserjäger, intervento il giorno di Natale da parte del soccorso alpino allertato dal gestore del rifugio Lagazzoi, a sua volta contattato da una coppia di tedeschi in difficoltà. I due, un ragazzo e una ragazza, giunti all'altezza dei traversi sotto la cima, non sono più stati in grado di proseguire. Sul posto l'elicottero del SUEME con il personale medico che ha recuperato la coppia utilizzando un vericello di 10 metri. Incendio assedico, vigili del fuoco in azione in via Cordevole dove il tetto in legno di un condominio ha preso fuoco rendendo inagibili 2 appartamenti. Sul posto con 3 autopompe, 2 autobotti e 21 operatori affiancati dal funzionario di guardia, i pompieri hanno circoscritto le fiamme evitando il propagarsi del rogo. A innescare le fiamme lo scarico di una canna fumaria, interdetti fino al ripristino delle condizioni di sicurezza 2 appartamenti. Furti a Ponte nelle Alpi, colpita un'abitazione e una casera Quantina e altre 2 case tra Losego e Roncani. I fatti sono accaduti nel pomeriggio del 23 dicembre. Del caso si stanno occupando i carabinieri. A Belluno invece nella notte tra il 23 e il 24 dicembre sono state prese di mira 4 automobili parcheggiate a Cavarzano e a Mussoi, sfondati i finestrini dai mezzi dai quali sono stati sottratti i volanti, i pezzi del cruscotto e in un caso i sedili. Le indagini sono affidate alla polizia che sta visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle zone teatro degli episodi. Passiamo allo sport, pallavolo, Serie 3, comincia nel peggiore dei modi il girone di ritorno per la Darold Logistics Belluno, sconfitta nel derby veneto contro il San Donà, disputato ieri 26 dicembre alla Spessarena. Un KO al tie break dopo aver subito la rimonta dei veneziani. Avanti nei primi 2 parziali, infatti la DRL ha poi staccato la spina consentendo agli avversari di portare l'incontro al quinto set terminato sul 15-12 proprio per San Donà. Deluso e arrabbiato il coach dei bellunesi Gianluca Colussi, non possiamo spegnerci e sparire dal campo dopo essere andati sul 2-0, le sue parole al termine della sfida. Durante la stagione ho visto dei passi avanti ma anche situazioni di blocco da parte di tutto il collettivo. Sono dei brutti segnali. Dobbiamo fare di più in allenamento, aumentare la concentrazione. Capita spesso durante gli esercizi di fare cose buone e non riuscire a chiudere in maniera corretta il compito richiesto. Dobbiamo migliorare su questo. La partita è lo specchio dell'allenamento e la pallavolo è uno sport molto mentale. Dobbiamo ripartire. Infine l'hockey, Cortina matematicamente alle semifinali del campionato italiano di Serie A. Vetta della graduatoria consolidata grazie al successo per 5-0 ottenuto contro il Fassa nella gara disputata ieri all'Olimpico. Una vittoria che avvicina anche il secondo posto in Alps League, ora distante una sola lunghezza. Domani gli ampezzani saranno nuovamente in campo per affrontare in trasferta gli austriaci del Bregenzwald. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.